Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Al via l'8 giugno a Palermo il processo per la strage di Monreale. 3 ventenni dello Zen, autori della sparatoria, sono accusati di strage. All'origine una rissa nata per un motorino. Al Tanissetta un ventenne fa irruzione in casa della ex compagna incinta e la picchia. L'uomo arrestato era già indagato per maltrattamenti. Non c'è pace per Mondello, la società italo-belga che ha gestito per 116 anni la spiaggia, impugna il bando con cui la regione avrebbe dovuto assegnare 13 concessioni provvisorie per la stagione balneare 2026. Dopo la tregua in Medio Oriente crolla il prezzo del petrolio e del gas, ma non quello dei carburanti che in Sicilia restano i più cari d'Italia. Automobilisti furibondi, consumatori e sindacati chiedono al presidente della regione Renato Schifani di utilizzare i fondi regionali. Air Canada presente il nuovo volo Catania-Montreal, prima partenza prevista il 5 giugno con cadenza trisettimanale. Al via tra le polemiche la demolizione della ex palestra Lupo a Catania, intervento previsto nella più ampia riqualificazione della zona del teatro. Massimo Vincenzo Bellini. Calcio, Catania avanti con Viali nonostante il KO col Picerno, lunedì per i rossazzurri, trasferta contro il Crotone. La regione siciliana entra nel progetto da 300 milioni di euro per il restyling dello stadio Renzo Barbera. Palermo torna in corsa per i campionati europei del 2032. Ancora buonasera, allora in apertura avete sentito sono stati rinviati a giudizio i 3 giovani per la strage di Monreale, costata la vita un anno fa a 3 ventenni, all'origine una rissa nata per un motorino condotto in modo spericolato. Il servizio di Simona Mazzone. Hanno avuto un ruolo determinante nella strage di Monreale in cui la notte tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno sono stati uccisi il 23enne Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria sono rimasti feriti Niccolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne. Così il GUP Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni. Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il comune di Monreale e la regione siciliana. Sono state respinte le richieste di costituzione del Codacons di 2 associazioni. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 8 giugno. La notte della sparatoria scoppia per un diverbio una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi e di una banca e a diversi testimoni. Conti e i 2 suoi amici, tutti di Palermo, litigano con le vittime perché invitati a non guidare in modo spericolato con lo scooter, visto che le strade del paese sono piene di persone perché è in corso una festa religiosa. Conti, secondo il racconto di alcuni testimoni, esplode diversi colpi puntando dritto contro uno dei ragazzi che cerca di fuggire. Il 19enne poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Nell'inchiesta sono stati coinvolti anche altri giovani che sono accusati di aver partecipato alla rissa. La loro posizione è stata stralciata. Ancora violenza nei confronti di una donna, siamo a Caltanissetta dove un 23enne è stato arrestato dalla polizia per aver picchiato l'ex compagna incinta al 7° mese di gravidanza. Il servizio di Rita Cinardi. Non si è fatto scrupoli nemmeno davanti al fatto che fosse incinta al 7° mese e ancora una volta l'ha picchiata violentemente. Momenti di paura a Caltanissetta, dove una donna è stata aggredita in casa dal suo ex compagno. Il giovane, 23 anni, avrebbe prima danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione per riuscire ad entrare e poi si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con schiaffi e spintoni. Durante l'aggressione le avrebbe anche strappato il cellulare dalle mani distruggendolo. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima e poco dopo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Quando le volanti sono arrivate nell'appartamento, il 23enne era ancora all'interno della casa. Si era rifugiato nella camera da letto della donna e si era coricato sul letto, vestito come se nulla fosse accaduto. Il giovane è stato arrestato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Il 23enne era già stato indagato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della stessa donna ed era stato anche destinatario di un avviso orale del questore.
L'arresto è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi da lei frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri e di non avere alcun contatto con la donna. Ci sono sviluppi nelle indagini partite dopo l'assalto al bancomat in uno sportello di Mascalucia in provincia di Catania, avvenuto la scorsa settimana. I carabinieri hanno scoperto la base logistica della banda e hanno arrestato 2 persone. Il servizio. C'è una svolta sulle indagini partite la scorsa settimana dopo l'assalto notturno al bancomat di via Roma a Mascalucia, messo a segno con l'uso di un ordigno artigianale metallico chiamato marmotta, che ha fatto saltare in aria lo sportello. La banda, composta da 4 elementi, all'opera in queste immagini della videosorveglianza, dopo l'esplosione che ha danneggiato l'edificio, non è riuscita a portare via la cassaforte. L'intervento immediato dei militari, dopo un lungo inseguimento, aveva subito portato all'arresto di uno dei malviventi, un 43enne di Francofonte, bloccato in via Calvario a San Giovanni Galermo, che dopo aver perso il controllo dell'auto si è andato a schiantare. I carabinieri di Catania, che da subito hanno avviato le indagini, hanno ricostruito la rete logistica e i presunti fiancheggiatori del gruppo. All'interno di un garage a San Pietro Clarenza, ritenuto punto nevralgico dell'organizzazione, è stato trovato un altro congegno artigianale che ricorda le dimensioni della marmotta, appunto, lo stesso utilizzato per l'assalto, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Scoperti anche indumenti e oggetti riconducibili alle fasi operative dell'assalto di Mascalucia, ma c'era anche droga di vario tipo, tra cocaina, crack e marijuana. I carabinieri hanno arrestato un 46enne e una 36enne, entrambi di San Pietro Clarenza. I 2 sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza, mentre l'esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri. Adesso andiamo a Camastra, nell'Agrigentino, dove sono ancora critiche le condizioni dell'operaio caduto mentre era al lavoro da un sollevatore di un cantiere. Feriti altri 2 colleghi, l'area è stata sequestrata, sull'episodio indagano i carabinieri. Davide Sardo. Si rischia ancora di morire sul lavoro e questa volta poteva essere una strage. Un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Caltanissetta dopo un grave incidente in un cantiere di via Giovanni XXIII a Camastra, nell'Agrigentino. È un operaio di Canicattì trasferito in elisoccorso al Santeria, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. Stava lavorando insieme ad altri 2 operai a lavori di manutenzione a circa 3 o 4 metri di altezza, quando il cestello del sollevatore sarebbe improvvisamente sganciato, facendoli precipitare al suolo. Gli altri 2 feriti, tra cui il figlio della vittima più grave, sono ricoverati all'ospedale di Agrigento. Le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro. I carabinieri di Camastra e Naro stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. A Catania, dopo l'aggressione contro le guardie giurate in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, arriva la denuncia del sindacato UGL. Servono presidi fissi, dice Fabio Magliano, segretario di categoria dell'UGL, un rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela degli operatori. Adesso andiamo a Palermo, nuovo ricorso al TAR che rischia di bloccare l'assegnazione della spiaggia attrezzata di Mondello. La società italo-belga, gestore della spiaggia fino a 2 mesi fa, ha impugnato il nuovo bando emanato dalla regione siciliana. Ci spiega tutto Manlio Viola. Non c'è pace per la spiaggia di Mondello in vista della stagione estiva. La immobiliare italo-belga, la società che ha gestito per 116 anni lo stabilimento balneare lungo il litorale e che si è vista revocare la concessione nei mesi scorsi, ha adesso impugnato il bando con cui la regione siciliana avrebbe voluto riassegnare la spiaggia con 13 diverse concessioni provvisorie per la sola stagione balneare 2026. In base al ricorso della società, i bandi creerebbero un danno alla italo-belga, impossibilitata a partecipare al nuovo bando per effetto del contenzioso in atto proprio fra la società e la regione siciliana sulla revoca della stessa concessione precedente. Il ricorso rischia di paralizzare ogni attività di assegnazione di concessione per la spiaggia di Mondello per quest'anno e dunque di lasciare l'intero litorale senza servizi. Nei giorni scorsi la italo-belga aveva chiesto sempre al TAR di sospendere l'efficacia del primo decreto di revoca della concessione, ma il tribunale amministrativo ha rigettato quell'istanza. Contro questo provvedimento non è stato ancora depositato un ulteriore
possibile ricorso al CGA, anche se gli avvocati della italo-belga lo annunciano a giorni. Di fronte al Consiglio di Giustizia amministrativa, in ogni caso la discussione in secondo grado della richiesta di sospensione della revoca della concessione potrebbe avvenire il 13 o il 14 maggio prossimo, già a stagione formalmente aperta e comunque a ridosso anche di un avvio differito. La barca Vela Safira di Mediterranean Saving Humans, un'ONG, ha soccorso 60 persone su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque vicino all'isola di Lampedusa, a qualche centinaia di metri da Cala Levante. Le persone salvate in gran parte provengono da Eritrea, Etiopia, Africa subsahariana. Ci sono anche 4 donne e 2 bambini piccoli. La tregua in Medio Oriente non incide sul costo dei carburanti in Sicilia. Questa mattina prezzi ancora in aumento nelle stazioni di rifornimento. Per i sindacati di categoria gli effetti non sono immediati, ma gli automobilisti sono già sul piede di guerra. Il servizio di Emanuela Corsi. Sollacci. Qua 4,90 € la Vespa. E con me ne Vespa, poi dopo mi cattusce come noi cosce e cacciavagliare. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran con lo stop alla guerra di 2 settimane non ha effetti sui prezzi dei carburanti in Sicilia, che continuano ad aumentare. Fino a ieri qua meno si poteva fare, oggi è aumentato anche qua. Nonostante il prezzo del greggio sia sceso sotto i $100 al barile, benzina e diesel registrano nuovi aumenti. Il diesel supera i 2,20 € in modalità self-service, mentre la benzina 1,75 €. Neanche il taglio delle accise del governo Meloni riesce a contenere questi rincari. Ma com'è possibile che questi prezzi aumentano sempre? Stato, perché chi non vuole abbiare i bombi, chi non vuole fare cose, e dopo questo si fatte. Sono delle spese che uno affissa tutti i giorni e quindi per il medio lavoratore sono grossi problemi. Siamo scocciati, non se ne può più, sono tutte tasse praticamente. Poi c'è il paradosso siciliano. Nonostante la presenza del petrolchimico di Priolo, il più grande polo d'Italia che tratta ogni anno milioni di tonnellate di greggio trasformandolo in benzina, gasolio, GPL e prodotti petrolchimici, l'isola non gode di alcun trattamento fiscale privilegiato. In buona sostanza, la Sicilia paga il costo ambientale ma anche il prezzo più alto dei carburanti a livello nazionale. Voglio chiarire che gli effetti alla pompa non saranno immediati, esiste un ritardo fisiologico nella filiera. Prevediamo quindi per l'immediato un assestamento su valori elevati o lievi rincari residui. Intanto sindacati e associazioni chiedono al governo Schifani di utilizzare una parte dell'avanzo di gestione da quasi 2 miliardi per abbattere i costi dei carburanti. Vedremo come andrà a finire. Intanto è stato presentato alla Camera di Commercio di Catania il nuovo collegamento aereo con Montreal in Canada, che rafforza i legami tra i due paesi. Un altro passo importante per lo scalo Fontanarossa, prossimo alla privatizzazione. Il servizio di Lorena Dolci. C'era una volta una casetta in Canada, ma dietro a quel motivetto popolare negli anni 60 c'è oggi un mercato dinamico da 1,5 miliardi di consumatori. La nuova tratta di Air Canada, che collegherà 3 volte a settimana da giugno a ottobre Catania a Montreal, non è solo un volo, ma una finestra sul mondo che ospita una delle più vaste comunità di italiani all'estero, oltre 1,5 milioni. Tra i nostri due paesi sono sempre di 8 anni alleati, amici, e quello è più importante che mai. In un mondo che ha tante sfide, ha bisogno di paesi come l'Italia e il Canada che apporta soluzioni. Un ponte per turisti, studenti e imprenditori che in 9 ore e mezzo di viaggio rafforza i legami commerciali e culturali tra i due paesi. Lavoriamo insieme sull'intelligenza artificiale, sul clean tech, energia, le cose ambiente, le sfide anche sull'aerospaziale. Dopo il collegamento con New York arriva anche Air Canada a rendere sempre più appetibile lo scalo di Catania, ormai prossimo alla privatizzazione. Nel caso in cui non ci siano, ripeto, novità di qui a un paio di settimane da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potremo procedere con la pubblicazione delle manifestazioni di interesse. Sappiamo che sono già tanti i player nazionali e internazionali interessati. Io ritengo di sì, perché abbiamo avuto contatti in questi anni con soggetti interessati da tutte le parti del mondo.
E sempre a Catania sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Lupo, chiusa e in disuso da circa 20 anni. È il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interessa la zona di Piazza Teatro Massimo, il servizio di Desiree Ferlito. La ruspa entra in azione nel cuore della città, laddove per anni hanno dominato degrado e abbandono. Iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Pietro Lupo, chiusa e in disuso da circa 20 anni. È il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interesserà le piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana nella zona del Teatro Massimo. Mi piacerebbe che la gente comprendesse quanto questa città stia risultando diversa da quella che abbiamo ricevuto in passato e quindi come ci sia una opera di riqualificazione veramente importante, per cui ancora oggi molti cittadini mi fermano per strada per ringraziarmi. Un'operazione delicata, seguita da un imponente dispositivo di sicurezza. Sul posto presenti ufficiali, ispettori e agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, impegnati a presidiare tutta l'area del cantiere durante le fasi di abbattimento. Limitato ma ripristinato già in giornata il transito veicolare, con divieti per i pedoni in alcuni tratti dell'area interessata, per evitare rischi durante le operazioni. L'intervento, finanziato con fondi del PNRR, punta a restituire decoro e nuova funzionalità a una zona strategica del centro cittadino. Dopo 20 anni di degrado per l'ex palestra Pietro Lupo si apre adesso una nuova fase che segna anche l'inizio atteso di una più ampia rigenerazione urbana. E vedremo cosa succederà. Intanto parliamo della zona industriale di Catania. Finalmente è stato stilato il cronoprogramma degli interventi per la riqualificazione. Vediamo di che si tratta in questo servizio di Tonino De Mano. A distanza di 8 mesi dalla conferenza stampa che annunciava interventi per 50 milioni di euro, finalmente qualcosa si muove alla zona industriale di Catania. Secondo un cronoprogramma ben definito, i primi cantieri si apriranno alla fine del mese sulla terza strada, cui si riferiscono le immagini, e l'inizio dei lavori è subordinato alle attività preliminari di pulizia tra l'incrocio con la 20ª strada fino all'intersezione con la 13ª strada. Siamo nel blocco cosiddetto Pezza Grande, attualmente in stato di totale abbandono, dove i pericoli sono molteplici, da quel che resta di marciapiedi alle buche, passando per la vegetazione incolta che ricopre persino la segnaletica già di per sé fatiscente. L'ultima settimana di aprile partiranno i lavori proprio appunto da questa strada in cui ci troviamo in questo momento e speriamo che possa diventare una realtà, soprattutto che possa mettere in sicurezza l'area. I marciapiedi presumo e spero, auspico che facciano parte di quello che è la riqualifica del manto stradale. Per quanto riguarda gli sparti traffici è ben evidente che gli stessi non permettono né una chiara visibilità e soprattutto un pericolo enorme di incendi per tutti i lavoratori. Sarà un miraggio perché una cifra così importante nella zona industriale non è mai stata stanziata. È anche vero che è una goccia in un mare rispetto ai lavori che dovrebbero essere fatti. In attesa di interventi concreti si corre ai ripari con i soliti rattoppi, come in questa rotatoria all'altezza della 13ª strada, la cui pericolosità era stata evidenziata con alcuni avvisi nelle aziende come ST. Le voragini sono state finalmente tappate, restano gli enormi cespugli che invadono la sede stradale, nascondendo in parte anche i guardrail. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di musica. È partito da Ragusa il tour europeo del pianista Giovanni Allevi. Sentiamo com'è andata in questo servizio di Veronica Barbarino. Io non sono qui semplicemente a farvi ascoltare la mia musica. Molto di più. Io sono qui per celebrare insieme a voi la gioia della vita. È un commovente ritorno alla musica, un concerto intimo e intenso in cui le note diventano racconto di malattia, rinascita e speranza. Il nuovo tour europeo di Giovanni Allevi fa tappa a Ragusa. Il maestro torna a premere i tasti del suo pianoforte dopo anni segnati dalla malattia, commuovendo il pubblico del Teatro 2000. Allevi, infatti, non offre solo un recital, ma condivide un viaggio interiore. Un
intenso di aria e musica dei suoi giorni di degenza, ricchi di angoscia, speranza, nostalgia, ma anche gratitudine per la vita. Oggi racconto una felicità ostinata di chi sceglie di vivere pienamente il presente, nonostante tutto. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, rientreremo subito dopo con lo sport. Rientriamo nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport. Oggi pomeriggio sono ripresi gli allenamenti del Catania, i rossazzurri giocheranno lunedì sera contro il Crotone, adesso c'è da blindare il secondo posto in classifica dopo la brutta sconfitta casalinga. Il servizio di Francesco Triolo. Le voci subito zittite, il Catania va avanti con William Viali, dopo 3 giornate non aveva senso cambiare nuovamente allenatore nonostante le difficoltà mostrate nella partita contro il Picerno, nonostante una sconfitta che non è andata giù a nessuno. Il vicepresidente Grella per esempio aveva lasciato in anticipo lo stadio Massimino, ma da oggi si guarda avanti, la ripresa degli allenamenti servirà a Viali per comprendere lo stato di forma di alcuni suoi giocatori, uno su tutti forte, per il quale rispetto alla settimana scorsa potrebbero esserci dei miglioramenti, magari potrebbe anche tornare tra i convocati. La trasferta che attende il Catania lunedì in casa di un Crotone, reduce dalla sconfitta di Giuliano ma sempre in zona playoff, potrebbe essere quella decisiva per blindare il secondo posto, matematica che si avrebbe in caso di vittoria dei rossazzurri e di stop del Cosenza in casa del Picerno. A quel punto, con 2 giornate alla fine, 7 punti sarebbero incolmabili per i calabresi. Viali per la trasferta dello Scida dovrà fare a meno di 2 pedine importanti come Casasola e Jimenez, che erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti. Anche la loro sostituzione inciderà nelle scelte del tecnico per la formazione iniziale. Si gioca lunedì, c'è tempo da oggi per pensarci. Uno stadio da 300 milioni di euro, la Regione parteciperà al rifacimento del Renzo Barbera in vista degli Europei 2032, un altro tassello verso lavori che permetteranno di rifarsi il look allo stadio palermitano. Il servizio di Marco Gullà. Anche la Regione Sicilia parteciperà al finanziamento dei lavori per il rifacimento dello stadio Renzo Barbera, il progetto che include non solo il rifacimento dell'impianto sportivo ma anche la riqualificazione dell'area circostante, prevede un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, la cui copertura finanziaria sarà garantita da una partnership pubblico-privata. Più della metà della cifra sarà messa invece a disposizione direttamente dalla società Palermo Calcio, la parte restante sarà invece a carico della Regione, del Comune e dello Stato. Il progetto dovrà poi essere trasmesso all'UEFA, che provvederà a verificarne la conformità ai criteri e agli standard tecnici richiesti per Euro 2032. Palermo quindi c'è e torna in corsa per essere tra gli stadi che ospiterà la competizione calcistica. Dall'altro lato, il Palermo lavora per il big match di venerdì sera allo Stirpe contro il Frosinone. Adesso o mai più, se il Palermo vorrà ambire al secondo posto, dovrà necessariamente vincere contro i Ciociari. Inzaghi per il match di venerdì ritrova Rui Modesto, che ha scontato il turno di squalifica. Non ci sarà invece Jonsen, che ne avrà per altre 2 settimane. Si va verso la conferma dello stesso 11 che ha vinto nel giorno di Pasqua contro l'Avellino. È stata presentata a Catania la 4ª edizione del Sicilia Padel Tour al via sabato con 9 tappe nell'isola. Il servizio di Eva Spampinato. Catania diventa il punto di partenza di un viaggio che unisce sport e territorio, come una lunga partita giocata da costa a costa. È stata presentata oggi la 4ª edizione del Sicilia Padel Tour, il circuito che da sabato 11 aprile accenderà i riflettori sul padel in tutta l'isola. L'obiettivo, diciamo, che è sempre quello di crescere edizione dopo edizione, valorizzando i circuiti siciliani, magari attirando giocatori da tutta l'Italia, con la possibilità magari di poter usufruire della Sicilia, delle bellezze della Sicilia. Da Dubai alla Sicilia, testimonial d'eccezione Mara Sant'Angelo, ex campionessa del mondo con la nazionale italiana di tennis, simbolo di grinta e determinazione, qualità che oggi passano dal tennis al padel. Sta spopolando qui
non solo in Italia ma in tutta Europa. Io che vivo a Dubai durante l'inverno, logicamente in questo momento sono scappata da quel luogo che ho altrettanto nel cuore. Anche lì è una realtà che sta spopolando perché è uno sport che aggrega tantissimo, è uno sport che è facile e creare momenti aggreganti e divertenti. 9 tappe, una per ogni provincia, si parte da Catania per finire a Enna, un salto di qualità che certifica la crescita di un torneo amatoriale che è molto più di una competizione. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Entriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti, dunque per questa edizione del nostro TG Sicilia è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.